Questa è un'altra partita. Per quanto riguarda il rigore c'è una responsabilità anche mia, nel senso che pensavo che i ragazzi avessero consolidato già chi doveva tirarlo, invece non è stato così, non è andato sul dischetto chi doveva andarci molto probabilmente e abbiamo fatto un errore, ma il primo errore in questo caso è una responsabilità mia, che ho dovuto guardare tante cose e magari certi particolari bisogna ancora metterli a posto, per cui non bisogna mai nascondersi dietro un dito. È andato Vutai e sicuramente lui voleva fare gol, voleva sbloccarsi, ma in certi momenti della partita bisogna avere la personalità per fare le cose che bisogna fare. Abbiamo giocato una gara credo positiva, i ragazzi hanno cercato, e questo bisogna dirlo, l'avevo già detto, di aver trovato una squadra molto disponibile, hanno cercato di riproporre quello che abbiamo fatto in settimana, credo che lo abbiano fatto a buon ritmo, abbiamo incontrato una squadra forte, però abbiamo dimostrato che dobbiamo ancora crescere, ma che siamo una squadra che può veramente migliorare. Secondo te dove si deve crescere un po'? L'impressione da così è che davanti si possa fare qualcosina di meglio. Ma io credo che bisogna crescere la mentalità generale. Se una squadra vuole arrivare in alto, certe situazioni non le può concedere. Per cui Parli dei due episodi che sono no, stati. parlo in generale, bisogna su ogni pallone avere una piccola consapevolezza in più che ogni palla è importante. E questo credo che oggi in alcune situazioni, da questo punto di vista, loro sono stati migliori di noi, nel senso che hanno dimostrato a volte una maggior consapevolezza. Però mi è piaciuta la voglia dei ragazzi anche alla fine della partita di voler ribaltare l'incontro, sul 2-2 non era facile rientrare in campo e giocare come abbiamo giocato, per cui da questo punto di vista sono molto fiducioso per il futuro se noi continueremo ad allenarci con una certa mentalità.